stampa di presentazione della prima guida multimediale dedicata agli strumenti patrimoniali per la terza età. Iniziamo con un intervento dell'onorevole Mandelli, che per problemi istituzionali deve lasciare la sala a breve. Ringrazio l'onorevole per la sua partecipazione e per l'attenzione e sensibilità dimostrata anche ai fini dell'ottenimento di questa sala per poter tenere oggi questa conferenza stampa. Quindi prego, onorevole, a lei. Buongiorno a tutti, do il benvenuto in questa sala della Camera. Sono Andrea Mandelli, sono il responsabile dei rapporti con le professioni di Forza Italia, un dipartimento che il Presidente Berlusconi ha voluto proprio per dare un rapporto continuo e diretto in una delle categorie più importanti per il Paese, che è quella dei professionisti. Quindi sono ben contento oggi di dare la possibilità al notariato di presentare questa bella iniziativa, e vi dico secondo me perché è bella. Parte da tre presupposti il mio ragionamento. Il primo è che l'Italia è un paese che sta invecchiando, siamo il secondo paese più vecchio del mondo, e questo è un dato che ci fa anche piacere, perché vuol dire che tutti abbiamo la possibilità di garantirci un futuro. Seconda opportunità importante, io la bolletta l'ho pagata, giuro. Ho preso tutto, anche la luce era come... No, adesso mi spiace magari qualche errore i pulsanti, capita anche in casa, no? Certo. Allora dicevo, prima di tutto siamo un paese che sta diventando sempre più vecchio ed è un bene. Secondo punto importante di riflessione è che l'italiano ha sempre avuto nella sua tradizione la volontà di stare attaccato al mattone, quindi tutti gli italiani hanno una casa e fanno della prima casa un punto d'onore, un punto di quasi una normalità, e questo è un altro punto importante. Terzo punto importante è che la denatalità del Paese, unita al nostro aumento della vita media, di fatto sta facendo un po' cessare quella rete di protezione che tutti noi abbiamo sempre avuto con i nostri nonni, no? La famiglia era quella rete di protezione che io ho vissuto con mia nonna, con i miei nonni, che però adesso purtroppo non è più una certezza per il Paese, proprio perché diventiamo più vecchi, facciamo un po' meno figli, tante volte purtroppo uno si ritrova alla fine di una carriera attiva, di vita sociale, ad avere dei problemi a trovare una possibilità di garantirsi un futuro sereno. Allora questi 5 strumenti che il notariato vuole divulgare perché tutti ne siano a conoscenza, credo sia un vero servizio sociale, ed è per questo credo che sia importante. Ed è importante proprio che un ordine quindi con tutte le peculiarità di un ordine, si metta a disposizione dei cittadini, essere al fianco dei cittadini con i professionisti per dare risposte concrete al Paese. 5 strumenti non conosciuti magari da molti, che per molti potrebbero essere davvero la soluzione di tanti problemi: la nuda proprietà, la cessione per l'assistenza di cure, di igiene, di cibo, di tutto quanto può essere necessario alla tua vecchiaia. Ecco, io credo che questa operazione, se soprattutto anche i media ci daranno un po' una mano a farla rimbalzare, credo che sia un bel esempio di categoria di professionisti che ancora una volta dà risposte concrete al Paese, perché io sono convinto che anche in questi anni di crisi i professionisti sono riusciti a dare una risposta sistemica al Paese, di tenuta, anche di orgoglio, perché ogni professionista ha un orgoglio della sua attività, e quindi con queste iniziative io credo che diamo ancora di nuovo centralità alla categoria dei professionisti. Quindi in bocca al lupo per questa divulgazione, noi saremo a vostra disposizione, e ovviamente grazie a tutti voi che siete qua. Bene, adesso un breve saluto istituzionale del vicepresidente del Consiglio nazionale del notariato, notaio Albino Farina. Grazie Pierluisa, buongiorno a tutti, grazie all'onorevole Mandelli per averci
aiutato nel trovare una collocazione così prestigiosa per la presentazione di questa guida. Naturalmente io come vicepresidente porto il saluto del mio presidente, del nostro presidente Salvatore Lombardo, il mio personale, quello di tutto il Consiglio nazionale del notariato. Sono particolarmente orgoglioso di svolgere questo compito, è un piacere per me essere qui ad assistere alla presentazione di questa guida, perché innanzitutto credo fortemente nel lavoro e nel frutto del lavoro del tavolo dei consumatori coordinato magistralmente da Pierluisa Cabiddu nel Consiglio nazionale del notariato e di tutti coloro che danno una mano, in particolare della dottoressa Castellani. Le associazioni dei consumatori appunto sono tante e quello che viene presentato appunto ogni anno è sempre più interessante, e quest'anno abbiamo alzato l'asticella perché parliamo della prima guida multimediale, e cioè dimostriamo che dietro stimolo anche da parte delle associazioni dei consumatori il Consiglio nazionale del notariato si è messo al lavoro, si è rimboccato le maniche e ha detto: vediamo che rapporto abbiamo noi con l'innovazione, con gli strumenti innovativi, ma non tanto per una, diciamo così, manifestazione narcisistica, quanto piuttosto per capire come i nuovi strumenti possono essere ancora più utili al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed in particolare quello dell'informazione. Questo tipo di discorso mi riporta un po' ad una dimensione attuale, secondo me, del diritto, che è la sua carnalità. Soprattutto gli strumenti che oggi vengono presentati, in particolare qualcuno di questi, ad esempio il contratto di mantenimento, non hanno un'espressa codificazione, cioè non c'è un comparto appunto di norme che li disciplini positivamente, e quindi anche in qui la sfida è ancora più importante. Si tratta di capire che il diritto nasce dal basso, è già insito nelle dinamiche relazionali e si tratta di darne una categorizzazione, cioè di farlo diventare sistema. Si tratta di farlo diventare complesso armonico di regole che possano veramente soddisfare i bisogni dei cittadini, perché vedono la coincidenza del loro interesse, dell'interesse appunto privato, con l'interesse pubblico, cioè con l'interesse dello Stato. Si parla molto spesso in questi giorni, anche ad un tavolo al quale siedo, e siede con me anche qualcuno dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori, di uffici di prossimità. Beh, le associazioni dei consumatori sono uffici di prossimità, gli studi notarili sono uffici di prossimità e sono anche gli studi notarili presidi di legalità diffusi su tutto il territorio. Questo significa che possono facilmente intercettare il bisogno dei cittadini. Questo significa anche la responsabilità di essere sempre più predisposti all'ascolto delle loro esigenze, perché dietro quegli strumenti che oggi presentiamo fondamentalmente si nasconde la storia di una vita. Parlando di persone che hanno raggiunto una certa età, sono storie a volte di solitudini, sono storie di dinamiche familiari particolari, sono storie di disabilità e di difficoltà appunto delle disabilità, e quindi mettere le mani in questa carnalità, questa dimensione carnale appunto del diritto, fa sentire ancora più vivo e nuovo ed essenziale la declinazione della nostra pubblica funzione. Ecco, nella misura in cui, stimolati dalle associazioni dei consumatori, intercettando i bisogni nella vita quotidiana dei cittadini, riusciremo a costruire degli strumenti nei quali i cittadini, con la loro cooperazione, riescano a vedere in filigrana una pagina della loro vita, la storia della loro vita, sentirli propri. Noi contribuiremo alla realizzazione della pace sociale e lo faremo indipendentemente dall'intervento dell'interlocutore politico, nei confronti del quale a volte rappresentiamo una funzione di stimolo. I tempi, le difficoltà burocratiche sono appunto molte. Noi siamo pronti ed è per questo che vorremmo, anche noi abbiamo un nostro bisogno, mi dispiace che non ci sia nessun interlocutore politico appunto più presente, il bisogno è quello che coloro che in qualche modo traducono, diciamo così, le nostre istanze, le istanze dei cittadini, capiscano quanto sia importante la declinazione della pubblica funzione oggi in Italia ed apprezzino il lavoro che nell'interesse dei cittadini, soprattutto i più deboli, noi svolgiamo quotidianamente. Grazie Pierluisa, bravissimi, bravi le associazioni dei consumatori e buon lavoro a tutti.
Grazie al mio vicepresidente per la sua introduzione in questa conferenza stampa. Come ho detto prima, presentiamo la guida multimediale che segue la presentazione della guida cartacea, la 15ª guida del cittadino, dedicata a questi argomenti, che è stata presentata lo scorso ottobre dal notariato e da 14 associazioni dei consumatori nell'ambito di un più ampio progetto di collaborazione a tutela dei cittadini. Gli strumenti patrimoniali per la terza età sono di grande rilevanza perché consentono alle persone di poter pianificare una vecchiaia serena e dignitosa disponendo dei propri beni. Come ho avuto modo di dire in altre circostanze, non è necessario avere grandi patrimoni, ma è sufficiente avere la proprietà della casa d'abitazione. E qui abbiamo un dato statistico importante che ci dice che il 73% degli italiani è proprietario di una casa d'abitazione e quindi la casa può essere destinata a una vecchiaia serena e dignitosa, per esempio monetizzandola e quindi ottenendo liquidità in cambio della sua cessione, come nella vendita della nuda proprietà con riserva d'usufrutto, oppure nella cessione di una casa in cambio di una rendita periodica come nel contratto di rendita vitalizia, oppure la concessione di una garanzia reale sulla casa per l'ottenimento di un finanziamento come nel prestito vitalizio ipotecario. E infine abbiamo altre possibilità che l'ordinamento ci offre, per esempio la cessione della casa in cambio di assistenza e mantenimento con la stipula dell'omonimo contratto o anche la donazione con oneri di assistenza. E sono proprio questi gli strumenti che sono contenuti nella guida multimediale. Ma cos'è la guida multimediale? È uno strumento moderno. Come ha detto poco fa il nostro Presidente, il notariato ha accettato la sfida con la modernità, con l'innovazione. È uno strumento moderno che viaggia in rete. Oggi voi lo troverete sul canale YouTube del Consiglio Nazionale del Notariato, sui siti del notariato e delle associazioni di consumatori che lo condivideranno e sui social. È uno strumento innovativo perché con grafiche e personaggi animati spiega in maniera semplice, in maniera diretta, i principali strumenti a favore della terza età che ho poc'anzi menzionato, e rendendoli in questo modo più comprensibili e fruibili quindi da una platea più ampia. Inoltre pensate alle persone che hanno difficoltà nella lettura, è evidente l'importanza che rivestono anche per queste persone questi strumenti che si basano su personaggi animati e su grafiche. L'importanza di questi strumenti la si capisce ancora di più se vengono collocati nell'attuale scenario demografico che vede, come già stato detto, l'Italia tra i paesi più vecchi al mondo, addirittura il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone, con una popolazione con un progressivo aumento di numero di anziani e un calo della natalità. Pensate che oggi abbiamo 168 anziani su 100 giovani, secondo i dati Istat a gennaio 2018, che secondo le previsioni demografiche fra 20 anni dovrebbero essere circa 265 anziani su 100 giovani. Dal 1991 al 2018 si è avuto un forte aumento della popolazione anziana. Pensate che gli over 65 raggiungono il 20,6% della popolazione italiana. E sempre l'Istat ritiene che ci sia un picco di invecchiamento tra il 2045 e il 2050 che porterà gli over 65 al 34% della popolazione, dei dati veramente preoccupanti, ai quali si aggiungono però altri dati e altri primati che all'Italia, perché l'Italia è tra i paesi più longevi al mondo, con un'aspettativa di vita alla nascita di 82 anni per gli uomini e 85 per le donne. Considerando altresì che rispetto alla prima decade del 1900 l'aspettativa di vita è aumentata addirittura di 20 anni. A questo quadro demografico si aggiungono altri dati statistici importanti in quest'ambito. Una famiglia su 3 è composta da una sola persona. Aumenta il numero delle famiglie, ma si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare. Ed ancora,
Andando avanti con gli anni si diradano sempre più i rapporti parentali e amicali. Pensate che fra gli ultra 75enni 4 su 10 in caso di necessità non possono fare affidamento né su un parente né su un amico. Questo è un problema molto grave, sul quale si insinua un altro problema che è considerata una piaga della nostra società, che è quella della solitudine. Ne faceva poc'anzi cenno l'onorevole Mandelli. Pensate, questo è un problema che è comune non soltanto all'Italia ma ad altri paesi europei. Nel Regno Unito è stato creato un ministero che si chiama Ministero della Solitudine, proprio perché è considerata una vera e propria piaga sociale. E un altro dato significativo ci viene da degli studi sociologici che sono stati fatti. La psicologa Susan Pinker, canadese, che ha studiato gli abitanti di una popolazione della Sardegna, i cui abitanti sono fra i più longevi al mondo, con il più alto numero di centenari, ha osservato che fra le cause della longevità e della qualità della vita al primo posto sta l'inclusione sociale e le relazioni personali. Quindi pensate come è importante e come è grave questo fenomeno della solitudine. È evidente che un altro dato poi è che fra i 65 e gli 80 anni peggiora la salute delle persone, con tutte le conseguenze che ne derivano. Pensate alle malattie connaturate all'invecchiamento, agli impedimenti fisici, psichici, purtroppo alla non autosufficienza. È evidente che in questo scenario le difficoltà che lo Stato sociale incontrerà per garantire l'assistenza e la protezione delle persone anziane saranno sempre maggiori. Ecco l'importanza di questi strumenti patrimoniali privati, che finiscono per essere soluzioni alternative di politica sociale per far fronte all'invecchiamento della popolazione, quindi un ruolo veramente importante. Consideriamo poi che questi strumenti sono diversi l'uno dall'altro nella loro disciplina e hanno ognuno la propria specificità, peculiarità, ma anche molta duttilità, e questo fa sì che siano adattabili alle più diverse e specifiche esigenze delle persone. E qui il ruolo che hanno le associazioni dei consumatori e il notaio nel momento in cui chiaramente il cliente si rivolge al notaio per la stipula del contratto è fondamentale. Perché? Perché innanzitutto occorre guidare le persone nella scelta di quello che è lo strumento che più si attaglia alle loro concrete esigenze. E poi è fondamentale il contemperamento di interessi delle parti contrattuali. Vedrete, e quando esaminerete il video, oggi ne proietteremo uno, massimo due per questioni di tempo, ma vedrete come ci sono le esigenze dell'anziano ma anche della controparte. E quindi il ruolo che il notaio svolge, che è quel ruolo istituzionale che lo Stato gli ha assegnato, è fondamentale, è un ruolo di tutela super partes delle parti contrattuali. Quindi un ruolo veramente importante, naturalmente con un occhio di riguardo per le fragilità e quindi sicuramente per l'anziano. Vedrete nei video, anche quello che proietteremo, come ricorrono poi le esigenze che sono le esigenze che l'anziano ha. Vedrete che nei diversi video ci sarà sempre la richiesta che l'anziano fa di mantenere la casa, il diritto di poter godere della casa, quantomeno di viverci, proprio per evitare quel trauma della separazione dalle abitudini radicate in una vita, e quindi chiede al di là della vendita della nuda proprietà con riserva d'usufrutto, la domanda corrente che fa: ma posso trattenere io il diritto di abitare nella casa, di goderne? Ma dirò di più: se la casa è di proprietà solo di uno dei coniugi o di una sola persona, spesso c'è l'esigenza di riservare questo diritto al coniuge, al partner o anche ad altri familiari, e quindi sono esigenze veramente di grande rilevanza sociale. Così come l'assistenza, perché la domanda che l'anziano fa sono le domande che ci sentiamo rivolgere nei nostri studi: ma chi mi garantisce? Come vengo garantito? Ebbene, è proprio quell'insieme di clausole, di condizioni che possono essere apposte nel contratto a seconda di quelle che sono le esigenze delle parti, e per soddisfare le loro esigenze ecco che il ruolo del notaio assume veramente in fase contrattuale un'importanza veramente determinante.
Non dimentichiamoci poi che questi strumenti giuridici evitano la istituzionalizzazione, quindi il ricovero degli anziani nelle case di riposo, dove ahimè finiscono spesso per vivere isolati, emarginati, e quindi anche questo ricorso a questi strumenti evita quest'altra situazione. Ora noi, prima di dare la parola alla dottoressa Luisa Crisi Giovanni, che voglio dire ringrazio perché è stata l'ispiratrice al tavolo dei consumatori di questo progetto, chiedendo appunto un passo in più, una modernizzazione ulteriore, un qualcosa di nuovo che non era mai stato fatto, noi abbiamo volentieri raccolto il suo invito e abbiamo realizzato questo prodotto del quale adesso vi mostriamo un video, e abbiamo scelto proprio il contratto di mantenimento. Grazie. Può capitare che una persona anziana riceva assistenza materiale e morale, vita natural durante, in corrispettivo della cessione di un bene, esempio la casa. Questo contratto, pur non essendo espressamente previsto e disciplinato dal Codice Civile, trova larga diffusione pratica in quanto utile a soddisfare reali e specifiche esigenze delle parti e in particolare del destinatario della prestazione assistenziale, spesso persona anziana e non più autosufficiente. Questa è la signora Bianchi. Vorrebbe cedere la sua casa in cambio di assistenza e mantenimento, conservando il diritto di viverci per tutta la durata della sua vita. In previsione della sua vecchiaia, vorrebbe qualcuno che si occupasse di lei, ad esempio preparandole da mangiare o provvedendo alla cura della sua persona, della casa e tenendole compagnia. Questo è il signor Rossi, sposato e padre di un bambino. È alla ricerca di una casa dove poter vivere in futuro con la sua famiglia e, non avendo un lavoro fisso, non può ottenere finanziamenti per acquistarla. Esiste una soluzione che possa metterli d'accordo? Certo che esiste. Si chiama contratto di mantenimento o di assistenza. Per poterlo concludere serve sapere l'età della signora Bianchi e il suo stato di salute. Se ha ad esempio qualche grave malattia che faccia prevedere una morte in tempi brevi, e il valore di mercato della casa, perché non ci deve essere una grande differenza tra il valore della casa e quello dell'assistenza che deve prestare il signor Rossi. Questo è un contratto aleatorio, il che significa che al momento della conclusione del contratto non è dato sapere chi tra le due parti ne trarrà il maggior beneficio. Ha inoltre una doppia alea. La signora Bianchi sarà la vitaliziata e il signor Rossi il vitaliziante. Alea è il rischio al quale ciascuna parte si sottopone al momento della conclusione del contratto. Se la vitaliziata signora Bianchi morirà poco tempo dopo la conclusione del contratto, è evidente il vantaggio del vitaliziante signor Rossi, che è divenuto proprietario del bene a fronte di una minima prestazione eseguita, diversamente in caso contrario. In questo contratto si ha una doppia alea, essendo incerta non solo la durata della vita della vitaliziata signora Bianchi, ma anche l'entità delle prestazioni a suo favore, che possono modificarsi nel tempo per fattori non prevedibili, come ad esempio le sue condizioni di salute e altro. Questo contratto sarebbe nullo se privo di alea. È possibile indicare tutte le attività che deve compiere il signor Rossi nei miei confronti? Certo, signora Bianchi. Lei e il signor Rossi, d'accordo, potete stabilire tutte le attività di cui avrà bisogno. L'assistenza potrà essere sia materiale che morale. Cosa succede se io per malattia o altro motivo non potessi più prestare personalmente l'assistenza alla signora Bianchi? È importante prevedere espressamente nel contratto che l'assistenza possa essere prestata anche da terze persone di gradimento della signora Bianchi. Cosa succede se il signor Rossi non mi presta l'assistenza e il mantenimento pattuiti? Se non rispetta gli obblighi assunti, qualsiasi sia la causa, lei potrà rivolgersi al giudice per ottenere la risoluzione del contratto, cioè il suo scioglimento. Se vuole evitare il ricorso al giudice, bisogna inserire nel contratto una clausola o una condizione che comporterà la risoluzione del contratto. Cosa succede se il signor Rossi muore? Chi mi assiste?
Nel contratto potete stabilire che gli obblighi assunti dal signor Rossi si trasmettono ai suoi eredi. E se il signor Rossi non ha eredi prossimi? Io vorrei essere più tutelata. In questo caso potranno essere inserite nel contratto apposite clausole o condizioni. Io vorrei continuare a godere della casa per tutta la durata della mia vita. È possibile? Certo, questo è un diritto di usufrutto vitalizio. Ciò significa che potrà godere della casa fino alla sua morte, quindi potrà abitarla o darla in locazione o altro. Io vorrei che assistenza e mantenimento fossero prestati sia a me che a mia sorella. Certo, è possibile. In questo caso è preferibile che sua sorella intervenga al contratto, firmando anche lei per accettazione. Io vorrei che il beneficiario della casa fosse mio figlio. È possibile designare suo figlio quale beneficiario della casa ricevuta in corrispettivo dell'assistenza da lei prestata. Questo contratto può essere impugnato dagli eredi della signora Bianchi alla sua morte? No, perché questo è un contratto oneroso, ovvero la casa è stata ceduta in cambio di prestazioni. Non è quindi un atto di liberalità come la donazione. Allora, vedete, con questi personaggi animati, con le domande e le risposte che fanno, noi riproduciamo la situazione che nella realtà si verifica, e le domande che vengono fatte riguardano argomenti e aspetti che le persone vogliono conoscere quando si avvicinano a questo tipo di contratto. Vedete, è abbastanza semplice, abbastanza intuitivo. E così sono, come vi ho detto prima, sono gli altri video nei quali ricorrono comunque sempre queste esigenze di assistenza, di garanzia, di voler continuare a vivere nella casa, e quindi sono tutti aspetti che vanno curati nei minimi dettagli e con la massima attenzione, e rientrano proprio in fase contrattuale in quello che è il compito che il notaio svolge. Adesso diamo la parola alla dottoressa Luisa Crisi Giovanni, ispiratrice di questo progetto. Grazie, grazie mille. Grazie dell'invito e anche, diciamo, del copyright, ma la prima cosa che voglio mettere sul tavolo, che mi sembra importante condividere, è proprio il metodo di questo tavolo, e quindi io penso che sia un grosso esperimento di co-creazione, quindi probabilmente anche da esportare in altri ambiti, come diceva prima l'onorevole Mandelli, quindi ricordando le famose lenzuolate Bersani, che sono stati un punto critico da cui siamo partiti e il punto in cui siamo arrivati oggi. Io penso che sia stata fatta diciamo, tantissima strada, proprio perché è stato un percorso virtuoso dove entrambe le parti si sono messe in gioco. Quindi co-creazione e innovazione insieme, ma non soltanto del prodotto che qui è stato mostrato, l'output cartaceo, quello digitale, ma proprio anche di innovazione sociale, come è stato ben descritto da uno degli strumenti di tutela del patrimonio che è stato illustrato. Io credo che il ruolo delle associazioni, soprattutto delle 14 associazioni che hanno collaborato col notariato, alcune delle quali qui presenti, sia un grosso lavoro di non solo divulgazione attraverso chi gli sportelli, chi il sito e tutti, diciamo, i nostri canali, quindi multicanalità, ma proprio anche di intermediazione di questi contenuti, perché spesso le persone sostanzialmente in primis non sanno di avere dei diritti, questo ce lo conferma purtroppo molto spesso anche la DG Justice, quindi la Direzione Generale si occupa di giustizia della Commissione Europea, e quindi men che meno riescono ad esercitarli, men che meno riescono a tutelare il proprio patrimonio o comunque a gestire il valore che durante tutta una vita hanno generato. Quindi io credo che insieme ai notai noi si sia un presidio insieme, diciamo, di accesso alla legalità, ancor prima che di legalità, di accesso alla legalità. E sicuramente l'organizzazione che io qui rappresento, Altro Consumo, ha fatto dell'informazione la prima e la più importante arma a disposizione del consumatore, ma arma / strumento per essere consapevole delle proprie scelte,
Ma tornando proprio a quello che siamo qui a discutere oggi, quindi a questa guida e in qualche modo ai dati demografici che sono stati dati, il paese che invecchia e il fatto che abbiamo cambiato il modo di fruire di questa informazione, io credo che anche qui quello che stiamo cercando di fare sia l'utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e i comportamenti sociali per ingaggiare le persone, perché le persone sono molto più inclini a condividere il post dell'amico, tutti noi, quindi il video, quindi magari l'immagine, che è lo spunto per approfondire. Guardavo prima i dati di Audipress che sono emersi diciamo all'indomani del Salone del Libro di Torino, dove si dice che nonostante tutto le persone continuano a avere, per fortuna, un riferimento nella carta stampata, quindi tra giovani diciamo tra i 20 e i 36 anni comunque per il 61% ancora leggono i giornali. Ora, questo mi dice un'altra cosa, è un altro principio che io voglio condividere con voi. Credo che in tutti questi anni i notai, diciamo storicamente, istituzionalmente, ma anche le organizzazioni di consumatori che quotidianamente si guadagnano la reputazione aiutando le persone, quindi difendendo l'interesse generale, possano e debbano essere dei punti di riferimento, quale che sia lo strumento su cui viene veicolata quell'informazione sui propri diritti, quindi che sia una guida cartacea, che sia un PDF, che sia un post, che sia sui social, che sia appunto una pubblicazione o anche, perché no, un racconto che parta dal bisogno del consumatore. Ecco, sapere che siamo dei punti di riferimento è fondamentale, sia diciamo per divulgare e assicurare quell'accesso e sia per rispondere alle domande che le persone in qualsiasi momento della propria vita si fanno. Il diritto è un qualcosa di vivo, non di statico, il mondo in cui viviamo ci sta insegnando che le sfide sono molteplici e spesso quindi un'altra barriera, un altro ostacolo può essere anche la mancanza di alfabetizzazione digitale. Però abbiamo imparato a bypassarla, perché alla fine laddove non sono arrivati i PC sono arrivati i telefonini, quindi di fatto attraverso quello che è lo stimolo della tecnologia, che parte magari proprio anche dalle generazioni più giovani, superiamo queste barriere. Quindi mi piace pensare appunto che si possa appunto contribuire a costruire il futuro partendo appunto dal presente e dal fatto che stiamo lavorando veramente insieme. Grazie. Grazie Luisa, e sicuramente questo lavoro che noi facciamo al tavolo è un lavoro molto importante e, come ho detto all'inizio, è un lavoro a tutela dei cittadini e sia le associazioni dei consumatori che notai sono presidio di tutela per i cittadini. Sentiamo adesso Vittorio Smiroldo, coordinatore della Regione Lazio dell'Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti. Gli chiediamo anche di portarci la sua testimonianza e anche se pensa che questi istituti possono realmente essere una soluzione per le esigenze di assicurare una vecchiaia dignitosa. Dottoressa, buongiorno. Dottoressa Capito, dopo aver sentito i suoi numeri, che non è la prima volta, francamente, avendo superato addirittura l'età delle attese di vita, mi sento addosso un po' in sensi di colpa. Quando sento che il futuro è 200 anziani, 100 giovani, allora questo senso di colpa aumenta ancora. Quindi è un po' ma insomma, serve un pochettino a cercare di vedere le cose nella maniera, col sorriso sulla bocca, senza pensare a cose diverse. Io appartengo a un'associazione che si chiama ANCESCA, un acronimo di Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani e Orti, sì, perché ci sono anche gli orti, che ha come finalità statutaria quella di usare tutti gli strumenti possibili di terapia per combattere la solitudine. È la terza volta che ci date l'occasione, il piacere di avere questi incontri con voi. Già nei precedenti incontri abbiamo tratto delle risposte molto positive per quanto riguarda
le nostre comunità. E io penso che i signori su questo tavolo e gli uditori mi perdoneranno se mi sono fatto una scaletta, però a parte l'emozione dei sensi di colpa c'è qualche defiance a volte che va con la memoria, quindi siccome volevo dirvi tutto in breve, allora mi sono preso degli appunti. Vi ringrazio per questa opportunità, ringrazio il Consiglio Nazionale del Notariato e l'Associazione dei Consumatori. Secondo me questo è un tandem di estrema utilità nel mondo di oggi. In un momento come quello attuale, delicato, complicato, carico di incertezze e soprattutto spesso carente di caratteristiche che delineano competenze professionali e chiarezza, le vittime più probabili ovviamente sono i soggetti più deboli, le fasce cioè che interessano il mondo del cosiddetto sociale. Non a caso si tenta in questi giorni un riordino normativo tramite il nuovo codice del terzo settore. Il mondo della cosiddetta terza età è quello nel quale vivo, per ragioni anagrafiche e per scelta personale. Viverlo significa impattare quotidianamente con le realtà e i bisogni di chi questa realtà la vive, sia come soggetto attivo e partecipe, sia di chi la vive come impotente spettatore. Non chiedo di muovere alcuna reazione emotiva se vi dico che quando ci capita di non avere notizie di un nostro iscritto che frequenta le nostre associazioni per più di 2 giorni, 3 giorni, e andiamo a trovarlo e vediamo che sta male o che addirittura nessuno si è accorto che è andato all'altro mondo, è una cosa un pochettino che ci affligge, ma il mondo di oggi è fatto proprio così e Roma in particolare questi fenomeni sono ancora più accentuati. Ebbene, in questo quadro a me pare che risposte concrete, professionalmente supportate come realmente disponibili a favore di coloro che hanno motivo per conoscerle e per utilizzarle. Ecco, ho detto bene, conoscerle, perché a parte qualche istituto di più frequente utilizzo come la cosiddetta nuda proprietà, il testamento, spesso non si ha idea di quanto numerosi e variegati siano gli istituti che hanno una particolare disciplina utile per regolare diritti e doveri su modalità di accordi, tra virgolette, che possono nascere tra beneficiari ed erogatori di assistenza. A volte, e non solo a volte, succede che un anziano proprietario di un immobile più o meno importante non pensa neanche di poter disporre di uno strumento patrimoniale attraverso il quale può rendere la sua esistenza più tranquilla dal punto di vista della vivibilità e dal punto di vista dell'assistenza e, perché no, anche dal punto di vista sanitario. Bisogna conoscerle di più e meglio. Come? Non so se è realizzabile, ma proverei a pensare anche ad incontri, magari in occasione di altri eventi, in cui si possono fornire informazioni e conoscenze in maniera molto semplice e più capillare. Cioè, mi riferisco agli eventi che a volte interessano il mondo degli anziani, che parlano del più, del meno. Se in queste occasioni il rapporto diventasse un pochettino più intenso e si lasciasse uno spazio temporale nel quale si potessero mandare questi messaggi, la conoscenza di queste realtà, io penso che sarebbe molto utile. Io so che durante la seppur breve esperienza che io in questo settore è servita, quando li abbiamo scoperta, a dare qualche risorsa in più ai miei coetanei, aiutandoli a superare delle difficoltà. Ecco perché ci credo e va dato merito alle vostre iniziative per conoscere le opportunità che offrono gli strumenti patrimoniali e soprattutto le forme di tutela che li garantiscano. Grazie. La ringrazio per questo suo intervento e voglio precisare che il notariato interagisce con le varie fasce sociali e le varie categorie. Abbiamo qui presenti la Lega Arcobaleno con Anna Benedetti e l'amico Guido Trincheri, con i quali abbiamo fatto un bellissimo lavoro sulla legge sul dopo di noi e sulla fragilità sociale, lavoro che continua sempre.
E lo stesso lavoro adesso lo facciamo con le associazioni dei consumatori, così come abbiamo fatto la guida, 14ª guida sulla legge del dopo di noi, e è un piacere allargare la platea di persone con le quali il notariato in maniera diretta può interagire, come appunto adesso le categorie degli anziani. Per quel che riguarda la diffusione capillare, voglio dirvi che il notariato è organizzato su base distrettuale, nel senso che il notariato è presente in tutta Italia e in tutta Italia sono presenti le associazioni dei consumatori, e per questo vengono organizzati incontri continui e costanti dai consigli notarili distrettuali in tutte le regioni d'Italia, in sinergia con le associazioni dei consumatori presenti su quei territori. Quindi queste tematiche vengono trattate sempre. Ogni tanto facciamo degli open day, diversamente lasciamo libertà di azione e di scelta sulle tempistiche alle associazioni dei consumatori locali e ai consigli notarili distrettuali locali. Bene, la conferenza stampa finisce, il tempo a nostra disposizione è anche finito. Io ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie.